Oggi è una giornata unica per il nostro comune di Nervesa della Battaglia, una giornata che è iniziata all'insegna del sole e mi fa molto piacere, e siamo tutti qui ad attendere la carovana rosa. Naturalmente questo è frutto di un lavoro, di una sinergia con tutte le associazioni di volontariato, che ringrazio tutte, il comitato Tappa, tutti i dipendenti comunali e tutte le persone che hanno collaborato per far sì che questo evento sia preparato nel migliore dei modi possibili. Quando arriva il Giro è veramente una doccia di passione, di entusiasmo. Devo dirvi un po' dappertutto, perché quando vai al sud le persone impazziscono, e quando si arriva poi in zone come queste, che sono legate a doppio filo con la tradizione del grande ciclismo, la risposta è quella. È una grande soddisfazione, sì, la Marca appunto vive sempre molto bene il Giro d'Italia, vive sempre molto bene queste manifestazioni che portano anche un buon riscontro nel nostro territorio. Si sente il Giro d'Italia, l'ho visto anche lungo le strade, è sempre sentito quando passa nella Marca trevigiana, e questo ci fa molto piacere perché comunque dà la possibilità di mostrare alle telecamere nazionali tutto quello che il nostro territorio offre. E poi il ciclismo, lo si sa, è uno sport molto sentito. Finalmente si ritorna a casa, diciamo, perché dopo questa lunga trasferta che ci ha reso impremiati dai primi di maggio, finalmente arriviamo in casa, siamo qui a Nervesa. Devo essere sincero che come al solito il Veneto non smentisce mai, perché ho fatto anche oggi tutto il percorso, c'è tantissima gente, soprattutto anche nel Montello, tantissimi ciclisti. Noi siamo veramente orgogliosi di essere partner del Giro d'Italia, però come ho già detto noi siamo comunque una delle aziende di riferimento del settore, quindi del Prosecco di OCG, e quindi per noi è un orgoglio essere comunque portavoce ovviamente di Astoria, ma soprattutto può essere un'azienda portavoce del territorio. Una grande festa come tutte le volte che veniamo qua, c'è voglia di ciclismo, c'è voglia di Giro d'Italia, e anche se è una tappa facile comunque basta vedere la gente che c'è ad aspettarci. Saremo qua proprio per la fine del Giro d'Italia Giovani, Giro d'Italia Under 23, con una crono particolare, inedita, di 23 km, con l'arrivo in cima al muro di Cadelpoggio. La tappa di oggi è Orizzonte, perché l'Orizzonte oggi per fortuna non ha scaricato, è stato buono, è stato gentile, e domani all'Orizzonte c'è la tappa che dicono tutti dovrebbe decidere il Giro, vediamo insomma. Il pronostico di Giovanni Battistuzzi per lo Zoncolan di domani? Fonzi maglia nera. No, davanti non lo so davvero. Io spero ancora Aru, ma penso di essere l'unico ormai a sperarci. Volevo dare spettacolo visto che arrivavo vicino a casa, e dai, ce l'abbiamo fatta animare la corsa. Purtroppo era piatta e questo GPM nel Montello non ha causato nulla. Ci dovevano essere qualche altre salite, però è andata così, insomma. L'importante è aver fatto divertire un po' la gente. Io spero che entro fine giro di ritagliarmi un ruolo principale da protagonista nei primi tre, nel podio di qualche tappa. Io ho già cercato qualche tappa, adesso ci ho già provato in Sicilia, oggi sapevo già come andava, però mai dire mai, e ci riproverò comunque. Oggi unica tappa veneta, da Veneto sei riuscito a conquistare il Tris. Che giornata è stata? Quali emozioni? La Marca regala sempre grandi colori al Giro. Ma è stato bello passare nelle strade dove da dilettante mi allenavo, dove vivevo a San Polo con la squadra, con la Marchiolle, quindi rivedere da quell'uscita di Treviso Nord le strade per arrivare a San Polo è stato bellissimo, mi sentivo a casa, ecco, quindi tutti i tifosi che ci sono qui è bellissimo. Oggi c'era la mia famiglia, il mio fans club all'arrivo, la famiglia di Elena qui a supportarmi, quindi è stato tutto bellissimo, era la giornata giusta per reagire. Il calore della gente come l'hai trovato? È dall'inizio del Giro che veramente c'è tantissima gente, passare sul Montello così credo sia stato veramente speciale, quindi diciamo una delle giornate perfette di questo Giro.